E mio figlio, che appunto era giù, ha sentito dei rumori, pensava inizialmente fossi io perché erano le 10:15 della sera, è proprio l'orario in cui io, quando smonto dal turno del pomeriggio, torno. E in realtà poi ha capito nel giro di pochi secondi che c'era qualcosa che non andava, e quindi è uscito dallo studio, si è trovato in zona giorno con le torce puntate dal serramento e quell'altro insomma che invece colpiva il vetro. Pochissimi secondi, tanto è durato il tentativo di furto di 3 ladri che alle 22:16 di sabato sono entrati in una villetta di San Giorgio delle Pertiche. A raccontarlo è Deborah, che in quei minuti stava rientrando dal lavoro. A mettere in fuga i ladri è stato il figlio, che ha solo 14 anni. Lui ha acceso la luce e ha urlato di andarsene, insomma. Loro sono scappati e poi mio figlio ha urlato al padre di scendere, che c'erano i ladri, e siamo rimasti stupiti tutti dal suo coraggio e dalla freddezza, il sangue freddo che ha mantenuto, ha agito proprio distinto. È normale che poi, quando scende un po' l'adrenalina del momento, si realizza un pochino tutto e quindi un po' la paura anche di stare dentro casa propria c'è. Il ragazzo stava giocando in videochiamata con gli amici, non era solo in casa. Al piano superiore il papà stava addormentando la sorellina di 3 anni. Un tentativo di furto iniziato qualche attimo prima, quando in 3 erano balzati nel giardino, come si vede dalle telecamere. Uno faceva da palo in mezzo al giardino, un altro sul serramento fisso che ho che dà proprio alla zona giorno, puntava la torcia dentro e guardava che non ci fosse nessuno, e il terzo, dopo aver controllato altre finestre, si è messo insomma nello scorrevole che dà proprio al portico dalla mia zona giorno a battere probabilmente con il martello e scalpello sul vetro. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri, un'esperienza difficile da dimenticare per i padroni di casa, che allunga il numero di furti in provincia. Giovedì scorso a trovarsi a faccia con i ladri era stata un'anziana di Albignasego che aveva urlato per la paura con quanto fiato aveva in gola.